Buonasera e benvenuti al telegiornale del Veneto. In primo piano economia e mondo del lavoro, imprenditori contro il sistema bancario, non solo perché le banche non erogano sufficiente credito alle aziende, ma anche perché, così denuncia l'associazione Federcontribuenti, spesso in passato sono stati chiesti interessi ben più alti di quelli pattuiti e ora fioccano le cause. Noi siamo andati a Vigonza, nel Padovano, dove un imprenditore chiede alla sua banca la restituzione di 500.000 euro. Vediamo. La vostra azienda ha 30 anni, per 30 anni avete collaborato con la stessa banca, poi che cosa è successo? È successo che riducendoci un po' gli affidamenti ci hanno dato dei conteggi sui quali dovevo a loro delle cifre, mi sembravano un po' esagerate, ho chiesto consulenza per la verifica di queste loro richieste. È uscito che ne avanzo molto di più noi, ne avanziamo di più noi da loro di quelle che loro ci chiedono. Praticamente loro chiedevano un po' meno di 30.000 euro, in realtà ne devono a voi più di 500.000. Sì. Una situazione che sembra comune anche in Veneto. La denuncia arriva dalla Federcontribuenti. Molti imprenditori accusano gli istituti bancari di aver chiesto interessi troppo alti. Dopo il ricalcolo da parte di periti terzi, molto spesso sono gli istituti di credito che devono restituire quanto in passato fatto pagare al cliente. In Veneto ci sono circa 700 che assistiamo noi, ma sono molti di più e le banche hanno chiesto troppo. Adesso che ce n'è il bisogno devono restituire il più che hanno chiesto, perciò quello che consigliamo noi è far verificare i conti correnti e, se ci sono comunque dei contenziosi, richiedere la restituzione del denaro. In questo periodo di crisi le aziende hanno un forte bisogno di liquidità. Questi soldi richiesti alle banche potrebbero fare la differenza. Abbiamo necessità di incassare almeno una parte di questi soldi, perché altrimenti ci troviamo veramente in difficoltà. In alcuni casi le cause, assicura Federcontribuenti, hanno già ottenuto effetti positivi. Io ho fatto causa a 8 banche, le prime due azioni più vecchie le ho vinte praticamente, la banca mi chiedeva del denaro, ho dovuto darmene invece.